del campionato di Serie B di fronte Real Termini Recogest e Masca Lucia. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da Francesco Cammuca. Osserviamo noi un minuto di raccoglimento per le vittime del disastro idrogeologico di Ischia. Minuto di silenzio osservato in religioso rispetto terra della provincia catanese con il bottino pieno. Comincia al Termini Masca Lucia col primo pallone gestito proprio dalla formazione ospite. La battuta lunga, c'è l'aggancio! Sullo stretto, intercettata da Paesano che prova a far correre Johnny da Sousa, il quale insegue il pallone, non lo riesce a trovare e riparte con un rinvio dal fondo subito Danek. Attenzione perché c'è spazio per Tamburella, sterza Tamburella e trova l'1-1 il pareggio da parte del Masca Lucia con Tamburella per da Sousa che cerca di evitare D'Arrigo. La giocata è regolare da parte del numero 15 gialloblu che si invola. D'Arrigo per Costanzo, il quale fa 2-1. Sorpresa la formazione di Lembo da questa uscita del Masca Lucia, che fa letteralmente quel che vuole nelle giocate in area e qui trova anche il gol del 3-1. Triplica le marcature la squadra di Incatasciato. Quella palla viene toccata, il direttore di gara è rimasta in campo e allora Mantia con l'intervento di Rinaudo sbagliato. Fuschi, il tocco per da Sousa per il gol del 3-2, accorcia le distanze in un momento psicologicamente importante della partita. Il Real Termini, c'è la ripartenza, Longo fermato da Paesano, Fuschi guarda la porta, c'è un contatto a palla lontana, Paesano, 3 pari, aggancio riuscito per il Real Termini che si riporta in parità con il... Poi attenzione perché Antonino Fuschi recupera una gran palla, Fuschi prova forse a metterla sul secondo palo, calcio d'angolo già battuto, Johnny da Sousa calcia! Uscire a guadagnare metri ma non ce l'ha fatta la squadra di Lembo che si difende. Marletta, Longo in mezzo e c'è il gol del 4 pari a 99 secondi dalla fine, segna Scuderi. Ancora col quinto uomo il Masca Lucia, la palla dentro e arriva il gol del 5-4, ancora Scuderi ribalta la situazione del tabellone, sale anche per Di Chizzi, palla in mezzo, bravissimo qui Danek che di fatto regala la vittoria ai suoi, cerca anche il gol, non lo trova. Per Di Chizzi con l'ultima preghiera, ma è finita la partita e ha vinto il Masca Lucia 5-4, partita incredibile.